Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di prealpina.it. Apriamo con la cronaca: grande festa questa notte nelle piazze di tutta la provincia per la vittoria dell'Italia nella semifinale degli europei di calcio. La formazione di Mancini ha infatti battuto ai rigori la Spagna e appena Jorginho ha infilato il gol decisivo, i tifosi si sono riversati sulle strade anche del Varesotto. Nel capoluogo centinaia di persone si sono radunate in piazza Montegrappa tra cori e balli, peraltro in molti casi senza rispettare le misure anti-Covid, che sono poi proseguiti fino a notte fonda. E sempre in tema di Covid, lockdown e pandemia hanno fatto aumentare il numero di adolescenti alle prese con dipendenze da social network. Nell'ultimo anno sono stati oltre 150 i ragazzi seguiti dal Centro Giovanile per le Dipendenze di ASST Sette Laghi. Oltre ai social, in molti casi si somma anche la dipendenza da alcol, da cannabinoidi e da giochi online. Significativo anche il fatto che molti ragazzi abbiano chiesto agli esperti di essere seguiti con sedute in presenza e non più a distanza. A questo tema è dedicato ampio spazio sul giornale di oggi, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Spostiamoci adesso a Gavirate: dolore e cordoglio per la scomparsa di Adriano Amenta, il 52enne dipendente di Whirlpool, morto ieri in seguito a un incidente stradale a Ternate in via Mazzini. La sua Suzuki si è infatti scontrata frontalmente con uno scooter guidato proprio da un collega di Amenta che proveniva dalla direzione opposta. Sono in corso ancora accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente. La notizia della scomparsa del 52enne ha innescato un'ondata di cordoglio e di dolore anche allo stabilimento Whirlpool, dove i dipendenti hanno avviato una raccolta fondi da destinare poi alla famiglia dell'uomo. E torniamo a parlare della tragedia del Monte Rosa. Oggi è il giorno dell'addio a Martina Svilpo e Paola Viscardi, le due amiche morte assiderate domenica scorsa sulla piramide Vincennes. I funerali di Martina sono stati celebrati questa mattina ad Anzino, suo paese d'origine, mentre quelli di Paola sono previsti per il primo pomeriggio di oggi a Masera. Intanto proseguono le indagini per capire con precisione dinamica e cause della tragedia, e tutti i dettagli sono già disponibili su prealpina.it. E sul nostro sito trova spazio anche lo sport, canottaggio. 7 atleti di Gavirate sono stati convocati nella nazionale Under 23 che fino a domenica difenderà i colori dell'Italia in Repubblica Ceca ai mondiali di categoria. Alle 7 presenze rossoblù si aggiunge il professionista Davide Verità, cresciuto alla Canottieri di Monate e oggi in forza alla Marina Militare. E questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Una buona giornata.